Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG a colloquio con Matteo Spadoni e Fabio Millevoi. Cooperative agricole della pesca in assemblea. C'è qualche strumento che mi sostiene nello sviluppo della cooperativa? Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Simularte nasce nel 2018 a seguito della vittoria del bando Coop-Up promosso da Confcooperative e Credi Friuli della Camera di Commercio Pordenone e Udine, e quindi in questi 4 anni l'attività di questa cooperativa che si occupa di cultura e spettacolo si è sviluppata per la parte di musica dal vivo, di spettacolo dal vivo, in particolare nel progetto More Than Jazz, che è un festival di jazz che portiamo avanti in tutto il territorio regionale. È un progetto di vacanze studio per studenti stranieri che si chiama Music System Italy. A seguito di questi progetti, negli ultimi 2 anni siamo stati incubati da Friuli Innovazione e Area Science Park per lo sviluppo di una piattaforma completamente digitale che si chiama The Artist Garage, che è un nostro nuovo asset, è una piattaforma di servizi per artisti indipendenti che offre la distribuzione digitale di tutti i contenuti dei musicisti e degli artisti che non hanno accesso alle case discografiche. Quindi noi diamo la possibilità a tutti loro di andare sul mercato, su tutte le piattaforme come Spotify, Apple Music, Amazon, eccetera, eccetera, per ascoltare la musica. Questa è di sicuro una piattaforma molto innovativa, siamo i primi in Italia ed è stato veramente un piacere seguire questo programma di incubazione di 2 anni che ci ha permesso di sviluppare una tecnologia all'avanguardia e ovviamente un modello di business innovativo per il nostro settore musicale e discografico. Oltre a questo, la cooperativa porta avanti anche dei progetti di formazione musicale. In particolare sono 2 anni che collaboriamo con l'ERT FVG, che è l'ente regionale del teatro, in particolare con Teatro e Scuola. Portiamo avanti un progetto che si chiama Piano Rotto, che consiste a partire da una nostra donazione che facciamo alle scuole primarie. Noi doniamo un pianoforte che è stato precedentemente sabotato, noi lo chiamiamo piano rotto appunto, e nell'ambito di laboratori che i bambini delle scuole primarie frequentano insieme a un nostro tecnico riparatore hanno modo di avvicinarsi al mondo della musica partendo dall'artigianato e da un qualcosa di veramente materico. Siamo partiti l'anno scorso con una scuola a cui appunto abbiamo donato un pianoforte, quest'anno ce ne sono 3, quindi anche questo progetto è in crescita e tanti bambini si stanno avvicinando al mondo della musica e di questo ovviamente ne siamo orgogliosi. Venanzio Francescuti, cooperatore vitivinicolo di Casarsa della Delizia, all'unanimità è stato riconfermato alla guida di Confcooperative Fedagripesca FVG per altri 4 anni, durante la recente assemblea dei soci svoltasi a Cogroipo. A collaborare con il suo lavoro è stato chiamato il rinnovato consiglio direttivo di 25 membri. Vicepresidente e coordinatore del comparto pesca è Riccardo Milocco. Attualmente le cooperative agricole e agroalimentari aderenti al sistema di Confcooperative FVG sono 131, con 9.773 soci, 1.212 addetti per un fatturato complessivo di 449 milioni di euro.
Il Festival Modern Jazz ospita ogni anno artisti sia corregionali che nazionali e stranieri. Ovviamente in questi 2 anni abbiamo sofferto la pandemia, però non ci siamo mai fermati. E allo stesso modo il progetto Music System Italy ha come principale target i giovani studenti delle università straniere, in particolare dal Giappone e dall'Australia. Quest'anno, dopo 2 anni di stand-by, siamo pronti a ripartire e ospiteremo nuovamente questi ragazzi qui in Regione Friuli Venezia Giulia. Invece per quanto riguarda il progetto di Artist Garage, questo è un progetto che ha una valenza sicuramente nazionale, ripeto, siamo i primi in Italia, ma la tecnologia è pronta, così come la piattaforma, per accogliere clienti internazionali. La compagine sociale di Simularte conta cooperatori under 35 e cooperatori soci più esperti, più avanti con l'età e con la carriera, proprio perché crediamo in questo scambio continuo tra conoscenze, esperienze e innovazione, tra chi appunto è più esperto e chi invece è più giovane, però magari più attento ai nuovi trend dell'industria musicale in questo caso. Simularte oggi conta 13 soci che sono per lo più artisti, tecnici, videomaker, fotografi, manager, tutte le figure che lavorano nel mondo dello spettacolo e della cultura. Abbiamo deciso di costituirci come cooperativa, eravamo in 3-4 anni fa, proprio perché crediamo molto nell'aspetto della cultura vista come impresa e quindi pur mantenendo aspetti di società non lucrative e a scopo mutualistico come la cooperativa, crediamo molto nell'imprenditorialità che deve stare nel mondo della cultura. Salve a tutti, le cooperative del turismo, dello sport e della cultura della nostra regione si interrogano sugli scenari futuri e sulle possibilità di migliorare servizi ed esperienze per i propri utenti. Di questi temi a Trieste si è parlato con Matteo Spadoni e Fabio Millevoi, che ci raccontano in diretta il loro punto di vista. Dottor Spadoni, lei propone una riflessione sull'economia dell'esperienza. Che significa esattamente? Ce la illustra in 2 parole? Certo, nel 99 Pane e Gilmore per primi teorizzarono l'economia dell'esperienza dicendo che i beni e i servizi non fossero più abbastanza, proprio per un'osservazione delle constatazioni dei 2 autori, secondo i quali c'era una sostanziale saturazione dell'offerta nel mercato dei beni e dei servizi, per cui le aziende avevano sempre più difficoltà a differenziarsi l'una dall'altra e cercavano dei modi per differenziarsi e per mantenere i prezzi sempre alti. Hanno sviluppato un modello, un framework sull'economia dell'esperienza come ultimo step di un'evoluzione dall'economia delle commodity all'economia dei beni, all'economia dei servizi fino appunto all'economia dell'esperienza, secondo la quale i beni e i servizi dovevano essere corredati da esperienze per continuare appunto ad essere di valore per i clienti finali e per differenziarsi. Su questo tema ci sono già esperienze interessanti in Italia e nel mondo che lei ci può raccontare? Certo, uno degli esempi più eclatanti è Disney, che da sempre mette un focus particolare sul contenuto esperienziale dei propri prodotti, in particolar modo per i propri parchi tematici. Disney cerca un costante aggiornamento delle proprie esperienze offerte proprio per consentire di creare quella magia e quell'esperienza che da sempre ha contraddistinto il brand. Tra cui per esempio uno degli ultimi aggiornamenti è My Magic Plus, che è un sistema di strumenti progettato proprio per implementare l'esperienza di visita al parco tematico in tutte le fasi dell'esperienza, partendo dalla progettazione della visita a casa
durante chiaramente poi la visita e anche dopo nel momento dei ricordi e dei racconti degli ospiti, come li chiamano loro. Direttore Millevoi, qual è l'interesse di studiare e capire il futuro focalizzandoci sul tema imprese? Beh, innanzitutto dobbiamo precisare che prevedere il futuro è impossibile, ma studiare i futuri, lavorare con i futuri rigorosamente al plurale è una scelta, è una necessità, è un bisogno, è un modo di pensare al cambiamento, anzi è un modo per pensare ed anticipare il cambiamento. Ho sottolineato futuri sempre al plurale perché il futuro non esiste, esisterà domani quando si realizzerà. Oggi possiamo parlare del nostro passato, ma è passato. Possiamo parlare del presente, però personalmente ho difficoltà nel parlare del presente, perché come dico presente, non sono nemmeno arrivato alla seconda sillaba che sono già nel passato e quindi non ci resta che il futuro, perché è lì che andremo a vivere. E possiamo superare questo impasse di parlare del futuro che non esiste sostituendolo appunto al plurale e parlando appunto di futuri. Noi possiamo oggi immaginare un ventaglio di ipotesi che andiamo a visualizzare contestualizzandoli in alcuni scenari. Uno positivo, uno negativo, due positivi, due negativi. E a questo punto io ho immaginato questi futuri, li ho creati e se li ho creati li vedo e se li vedo esistono e se esistono li posso utilizzare come uno strumento per modificare il mio presente, per orientare le mie scelte verso quel futuro desiderabile piuttosto che andare verso un futuro distopico e schiantarmi contro un muro. Tutto questo interessantissime cose che ci ha raccontato sono utili in che modo per prendere le decisioni quotidiane nelle nostre imprese cooperative o meno? Ma le dico che l'UNESCO ha evidenziato questo studio di futuri, questa alfabetizzazione ai futuri come la soft skill, come la capacità, come la tecnica, come l'abilità più importante del XXI secolo, per una ragione molto semplice. Le informazioni che ci arrivano dal passato, che sono importantissime, così come è importantissima la nostra esperienza, non sono più sufficienti a farci prendere decisioni nel nostro presente, in questa quotidianità che è sempre più VUCA. VUCA è un acronimo inventato dai militari americani dopo la caduta del muro di Berlino che sta a significare che i loro teatri di guerra, ma anche la nostra quotidianità è sempre più volatile, incerta, complessa e ambigua. Ecco perché alle informazioni del passato noi dobbiamo aggiungere queste informazioni che arrivano dal futuro e che noi possiamo mettere a fuoco con degli esercizi e con dei metodi che noi futuristi adottiamo, utilizziamo per arricchire la base imponibile della nostra conoscenza e consentirci di prendere in questa quotidianità VUCA, che non è caratterizzata dal cambiamento ma dalla velocità del cambiamento, prendere decisioni sempre più robuste, profonde e strutturate. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. Il 9 ottobre 2020 l'immaginario scientifico ha aperto la sua nuova sede all'interno del Magazzino 26 nel Porto Vecchio di Trieste. È una tappa di una lunga storia, iniziata nel 1986 a Parigi, quando il professor Paolo Budinich, padre del sistema scientifico triestino, decise di rappresentare Trieste, città della scienza, con una raccolta di immagini. Da quella raccolta di immagini, che si chiamò Imaginaire Scientifique, noi siamo nati e da quella mostra che noi deriviamo il nostro nome. Da Parigi la mostra viaggiò a Milano, a Roma, tornò a Trieste, fu allestita nella zona della fiera, poi potemmo aprire un museo vero e proprio. Era il 1999 ed eravamo a Grignano.
Da Grignano ci siamo spostati ora, come vi dicevo, in Porto. Molte cose sono cambiate, non abbiamo fatto semplicemente un trasferimento di museo. Abbiamo rifondato l'immaginario scientifico su nuove basi. Innanzitutto abbiamo creato una fitta rete di relazioni col sistema scientifico triestino e abbiamo chiesto ai diversi enti di rappresentare se stessi all'interno del nostro museo. Ecco così che la prima sala del museo rappresenta Trieste la scienza. Da un punto di vista storico, con un exhibit che racconta la storia della scienza a Trieste a partire dal Settecento e arriva ai giorni nostri, e tante installazioni proposte dai diversi enti. Se venite all'immaginario scientifico potrete con le vostre mani espandere o comprimere l'universo, vedere quante cose ci sono all'interno di una goccia di mare, scoprire come funzionano gli strumenti che misurano le onde dei terremoti e tante altre cose. Al centro della sala il cuore del nostro museo, una mostra nella quale noi abbiamo raccolto le più belle immagini della scienza, un omaggio al professor Paolo Budinic e al nostro nome. Proseguendo troveremo un'altra grande sala, nella quale mi trovo adesso, che è divisa in due sezioni. Da un lato le basi della scienza, noi la chiamiamo Fenomena, è la sezione nella quale i visitatori possono provare con le loro mani a mettere in moto degli apparati che a volte abbiamo costruito noi, a volte abbiamo progettato e fatto costruire ad altri, ma che nascono dall'esigenza di far capire come funzionano le principali leggi che controllano i fenomeni della natura. Quindi interazione diretta, si usano le mani, non a caso ci chiamiamo museo hands-on. Dalla parte opposta invece, grazie a diversi accordi che abbiamo stretto con le principali imprese che su questo territorio fanno ricerca, in questo caso non ricerca di base come gli enti scientifici, ma ricerca applicata, la ricerca che si fa all'interno dei laboratori privati, le imprese che fanno innovazione. Perché sì, Trieste è città della scienza, ma Trieste è anche città dell'innovazione, anzi viviamo nella regione che è la regione dell'innovazione. E quindi un museo di scienza come il nostro, attuale e contemporaneo, non poteva non occuparsi anche di questo aspetto della ricerca, quella che poi impatta di più sulla vita di tutti i cittadini. Ecco allora che abbiamo potuto avere la collaborazione di 3 grandi imprese presenti sul nostro territorio, la Saipem, Acegas del gruppo ERA e SIAD, Società Italiana Acetilene Derivati. Che cosa hanno in comune queste società? Hanno in comune il fatto di avere dei laboratori di ricerca particolarmente avanzati, di proporre prodotti estremamente innovativi, tutte azioni che stanno nell'ambito del quadro della sostenibilità. Sono tutte imprese impegnate nel rispetto dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030. Ecco che potrete vedere al museo la sezione di Saipem che illustra tutte le tecnologie subacquee di ultima generazione, i droni, ma anche la wind farm, un modo per produrre energia in modo pulito. Potete vedere come funziona il depuratore che parla con il mare, cioè un depuratore di acque reflue che controlla l'immissione nel mare delle sostanze in modo tale che questi siano utili a una corretta crescita e vita sia della flora che della fauna marina. Oppure passeggiare su una passerella dove il mare è protetto e preservato dalla SIAD che purifica le acque in modo assolutamente sostenibile utilizzando l'ossigeno. Ancora all'interno dell'immaginario scientifico un planetario che è, anticipato, introdotto da un grande telescopio, un telescopio ZEISS che ci è stato dato dall'Osservatorio Astronomico di Trieste e che ci porta a ricordare una delle grandi scienziate di questa città, Margherita Hack, perché noi vogliamo anche parlare delle persone che hanno fatto di questa città la città della scienza. Ho nominato il professor Paolo Budinic, ora Margherita Hack, il professor Falaschi, i cui strumenti sono esposti nel nostro museo nella prima sala dedicata alla scienza. E poi, lasciatemelo dire, non è finita qui, questo è il primo piano, sono 1000 metri quadri circa di allestimenti ai quali se ne aggiungeranno altrettanti, speriamo, entro la fine dell'anno, al piano superiore dove avremo nuove sezioni, parleremo di luce, parleremo di matematica, parleremo di percezione, parleremo quindi del professor Canizza che è stato a Trieste uno dei più grandi studiosi di psicologia e quindi continueremo a raccontare la storia di questa città, la storia della scienza e degli uomini e delle donne che l'hanno fatta.
C'è qualche strumento che mi sostiene nello sviluppo della cooperativa? Ci sono diversi strumenti che vengono coordinati di solito tramite l'accesso a Confcooperative. Il primo strumento è il mondo bancario cooperativo, il mondo delle BCC. Le BCC sono cooperative particolarmente sensibili a quelle che possono essere le problematiche specifiche del comparto cooperativo. Abbiamo poi Finreco, la finanziaria della cooperazione, che è una cooperativa a sua volta e che aiuta le imprese cooperative nell'accesso al credito attraverso la prestazione di garanzie in aggiunta o in sostituzione di quelle che purtroppo le banche chiedono spesso ai soci delle varie società di partecipare. Poi Confcooperativa è uno strumento finanziario specifico che si chiama Fondo Sviluppo, a cui tutte le cooperative destinano il 3% degli utili ogni anno, a cui tutte le cooperative destinano il loro patrimonio netto finale di liquidazione. È lo strumento di solidarietà tra le cooperative che serve a premiare o a sostenere determinati progetti secondo quelle che sono le linee di volta in volta individuate. Vuoi costituire una cooperativa? Contattaci presso le sedi territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Oppure visita il sito www.confcoop-fvg.it.